Sono Laura, sono una mamma e ho la passione delle conserve perché le ho viste fare fin da piccola e credo che siano dei piccoli esempi di ricordi portatili. Preparare le conserve per me è un lavoro, ma è anche una cosa bella che mi aiuta anche a restituire alle persone sì un guadagno, ma anche un'emozione quando aprono i miei vasetti. Sono Giovanni Sambo, sono un artista visivo, mi occupo di fotografia, di ricerca e di video documentario, alla ricerca di un po' di esperimenti visivi e di immagini che vadano un po' oltre quello che il mio occhio è abituato, ecco. I think the composition is not like the others because there is less. Here I spend more time. Ho conosciuto due artisti simpaticissimi, di grandissima sensibilità e ci siamo divertiti proprio tanto, nel senso che tra di noi si è creato davvero un legame che non avremmo mai pensato di riuscire a costruire, invece eravamo proprio in equilibrio di intenti, diciamo. E vedere appunto sviluppare questo progetto attraverso il loro punto di vista su quello che è il mio lavoro mi ha dato grandissima soddisfazione e sono molto molto soddisfatta di come è venuto il risultato. L'esperienza con Laura è stata molto positiva. Diciamo che è stato tutto molto organico, molto facile lavorare con lei, ehm, quasi automatico. Sono molto contento del fatto che il progetto che avevo immaginato sono riuscito per una delle prime volte a portarlo a termine esattamente come l'avevo immaginato. E per questo è stato fondamentale, sono stati fondamentali tutti gli elementi che hanno composto questa collaborazione. È stata fondamentale Laura, è stata fondamentale Nika, la mediatrice croata che ci ha aiutato a sviluppare il progetto. Mi porto a casa sicuramente un bagaglio di conoscenze nuove, sia sul territorio in cui ho lavorato, il Polesine, sia proprio a livello umano. I'm really glad that we're doing this, Giovanni. This is very cool. It's very cool. Very cool, I hope it's gonna Yeah, you wanna fold a little bit for us? Yeah, let's go. Let's go. Oh là. Allora io per il futuro mi porto a casa un grande entusiasmo. Trovo che siano delle formule molto indovinate di turismo esperienziale, di turismo diverso dal solito, che arricchiscono tantissimo e io vedo l'ora di presentare questo progetto Socrat a tantissime persone, sia al vicino di casa che al turista giapponese che può venire a visitare Venezia e poi allungare il suo tragitto verso le valli polesane. In time.